Buongiorno, siamo con Marco Cioni e con Matteo Bruno della Slim Dogs. È un piacere conoscervi e intervistarvi. Cominciamo subito a chiacchierare di come è nata la Slim Dogs, perché a un certo punto si è sentito il balzo, la necessità di fare il balzo da videomaker singoli ad azienda. Vado io con questa Vai, vai. risposta perché sicuramente me lo sono vissuto proprio in prima persona. Io sono classe 90 e quindi diciamo che ho avuto il privilegio e l'onore di vivermi tutta l'evoluzione tecnologica che mi ha portato a un certo punto a poter fare il videomaker qualitativamente di livello buono senza dover ipotecare un rene dei miei genitori. Quindi io sono stato proprio la prima generazione forse a poter dire mamma, papà, voglio fare il videomaker e sentirmi dire ok, dai, è una cosa almeno tecnicamente possibile, poi adesso sta a te renderlo vero. A me è successo di fare qualche anno di lavoro proprio come freelance, quindi quella roba che a 21 anni ti apri la partita IVA e hai paura della vita e non sai come andrà. Poi ti accorgi che magari nel mio caso è andata così, il lavoro c'è e quindi se riesci a trovarti un tuo modo di essere poi credibile, un tuo linguaggio, un tuo stile, senza dover fare per forza gli artisti che devi creare lo stile super riconoscibile, però essere affidabile, saper lavorare, esserci per il cliente, saper vivere e comunicare. A quel punto il lavoro esiste, quindi si riesce comunque a lavorare. Si riesce a lavorare a tal punto che arrivato ai 24, 20, sì, insomma, intorno ai 24 anni, avevo talmente tante cose da fare di lavoro e ce le dividevamo magari tra colleghi, amici, in maniera un po' casuale e randomica, arriva il momento di dargli un senso, un ordine, e quindi decidiamo di aprire questa società che si chiama Slim Dogs Production ed è una società che è nata con delle idee un po' vaghe di quello che era il nostro lavoro e si è andata a delineare un po' anche come vivere una società in corsa, anche con l'arrivo di persone che stavano studiando roba completamente esterna al videomaking, tipo il qui presente Marco Cioni, che è uomo di Ciao. marketing. Ciao Marco Cioni. E che sicuramente, ecco, a quel punto, nel momento in cui da che eravamo tutti singoli, sparsi, siamo dovuti diventare un gruppo di lavoro, abbiamo anche capito l'importanza dell'essere completamente diversi all'interno di un team e dare ognuno il proprio apporto di un certo tipo al lavoro di squadra. La prima domanda è, a questo punto, una volta che si decide di passare da singoli a società, a questo punto che cosa si fa? Si cercano dei locali, molto banalmente si devono soddisfare le utenze telefoniche, si deve montare, ma soprattutto come si fa a scegliere davvero con quali collaboratori iniziare l'avventura? Che fa? Li si cerca su LinkedIn come fossero dei collaboratori esterni o si confida sugli amici che sono già buoni professionisti? Ad esempio, come si fa? Ma infatti secondo me la chiave è la via di mezzo, nel senso che l'amicizia è un sentimento stupendo che però non necessariamente si sposa al lavoro. Quindi secondo me prima di tutto il consiglio che darei io è di mettersi insieme a persone con cui si è già lavorato come singoli, per cui sono diventati amici ovviamente perché poi si spera e si prova a intrattenere rapporti anche di amicizia a un certo punto dopo che si lavora insieme per tanto tempo, però si sa anche che si è, diciamo, allineati dal punto di vista della professionalità. Quindi noi, sia io che Matteo, ma anche Adriano e Giovanni, che sono gli altri soci, avevamo già lavorato insieme su altre cose. Io soltanto su un altro progetto in realtà però abbastanza grosso, che era di Random, vittima degli eventi di Claudio Di Biagio e Luca Vecchi, e mentre Adriano, Matteo e Giovanni hanno già lavorato su tante altre cose, quindi diciamo che la Slim Dogs già esisteva in veste primordiale prima che poi, diciamo, si andasse dal notaio per mettere le firme. L'altro consiglio che sento di dover dare è: trovate un commercialista molto bravo, Madonna. perché forse la cosa è l'asset e la risorsa più importante che un'azienda può avere all'inizio, oltre a, diciamo, la professionalità di chi è coinvolto direttamente nell'azienda. E poi per tutte le cose amministrative sento di poter dire che verranno da sé, nel senso che si faranno gli errori, si arriverà a capire che ci sono delle scadenze per cui è meglio muoversi in anticipo, però secondo me è più un trial and error che un arrivarci così per scienza infusa.
Io purtroppo. sento di voler dire che effettivamente tutta poi la parte pratica, quindi l'affitto di un locale, le bollette, tutte quelle cose che uno pensa che siano il vero primo scoglio, in realtà non sono niente, nel senso che obiettivamente a livello proprio economico, affittare una stanza o anche senza avere una stanza, perché non è obbligatorio avere quel luogo che è il tuo studio, è l'ultimo dei problemi, nel senso la prima cosa fondamentale è coordinarsi con le altre persone con cui si sta avviando un progetto e essere sicuri di voler andare tutti nella stessa direzione. Perché ovviamente è come fare una vacanza, è lo stesso concetto, cioè se andiamo al mare, c'è chi vuole farsi il mare all'alba, chi vuole vedere il mare al tramonto, chi non vuole proprio stare in spiaggia e allora gli chiedi ma che ci sei venuto a fare al mare, potevi andare in montagna, quindi farsi una chiacchiera bella estesa prima per capire se tutti vogliono andare nella stessa direzione e poi a quel punto può essere una vacanza fichissima. Ma infatti questo è quello che poi ci siamo detti noi all'inizio, cioè noi ci siamo detti ok, che cosa vogliamo che sia la Slim Dogs Production, per quanto ovviamente poi la direzione va cambiata e si trova anche navigando, però ci siamo tutti quanti detti noi non vogliamo fare cinema, non vogliamo essere una realtà stile collettivo, per esempio come i The Jackal o come Casa Surace o come quelli che erano i The Pills, ma vogliamo essere prima di tutto produzione video, cioè vogliamo produrre video e contenuti per aziende terze che ci contattano per la nostra capacità e professionalità di trasformare le loro idee, le loro necessità in video senza necessariamente doverci mettere la faccia. E infatti poi ad oggi l'85% di quello che facciamo a livello di produzione video è per clienti terzi e probabilmente magari chi legge ha visto delle cose nostre e neanche sa che ci siamo noi dietro perché appunto Esatto. non ci sono le nostre facce o magari ci sono le facce dei The Jackal, per dire, perché è Ed successo è la anche ragione questo. per cui ho deciso poi di contattarvi, perché oltre alla simpatia immensa, che però resta un fatto chiaramente personale, è proprio la capacità di capire che almeno in certe parti, se uno fa un film, ma se uno vuole avere un'azienda di produzione non deve metterci la propria faccia, la deve impegnare professionalmente, ma deve saper lavorare appunto per terze Sì. parti. Sì. Secondo me un'altra roba importante è non idealizzare troppo questo lavoro per non rimanere poi delusi quando ci si accorge che molte volte è un lavoro. Cioè, nel senso, questa è una cosa che noi proviamo a dire anche spesso attraverso i video con cui comunichiamo la nostra azienda. Cioè, uno si immagina il lavoro del videomaker o della società di produzione come questo gruppo di hippie sempre un po' drogati che stanno lì con la sciarpetta attorno al collo e fanno ah, l'arte di oggi è più blu di quella di ieri. Però obiettivamente poi il nostro è proprio un lavoro, quindi arriva l'azienda che ha bisogno di quel video e tu lo realizzi, quindi non è per forza ogni volta un'estasi totale, ma questa è una cosa fica, perché sennò pensa che fatica, sta tutti i giorni con la cosa del cuore che batte fortissimo, a un certo punto scoppia il cuore, Ovviamente. quindi ecco. Ti devi anche annoiare in certe parti, diciamo, o comunque essere abituato più all'ambito burocratico della cosa. Insomma, bisogna accettare che come tutti i lavori ci sono anche quelle cose pratiche e tecniche che devi fare perché la vita è così. Però Giusto. va bene così, cioè vi dà Sì. soddisfazione, vi dà modo di riuscire a portare avanti anche le vostre cose. Ma voi, dal punto di vista della produzione, ormai siete su binari avviati e vi auguro naturalmente di proseguire sempre alla grande. Vi siete mai posti l'idea, anche solo così, immaginativa, di produrre anche un film, cioè di scriverlo proprio, di realizzare un contenuto? E secondo me questo lavoro, siccome non è una roba scritta, non c'è un manuale per fare la società di produzione video o per fare il videomaker, il metodo che ho trovato che su di me funziona è andare per tentativi, fare dei test, fare delle prove, senza lanciarsi in robe che poi ti devasteranno, però comunque fare i tentativi è un buon metodo. Per me Freaks, che era questa web series scritta da noi, da un gruppo di ragazzi, tutto un po' sperimentale, è stato mettere un piedino nel mondo della fiction, mettiamola così, per quanto comunque prima stagione autoprodotta, seconda stagione prodotta, ma in maniera molto rudimentale. Ed è un esperimento che mi ha fatto capire che a me quel mondo non piace. Cioè, nel senso, a me il set, proprio il set di fiction, quindi partire da una sceneggiatura scritta dove ci sono dei personaggi di immaginazione che fanno cose inventate da uno sceneggiatore e poi metterle in pratica, non è una roba che mi dà abbastanza soddisfazione da giustificare tutto lo sforzo infernale che c'è dietro. Io ho sentito negli anni che invece la roba che
mi dà più questa voglia di affrontare il lavoro è il mondo del documentario, per esempio. E per fortuna è un trend che è anche abbastanza di moda in questo momento, cioè i vari Netflix, Prime Video stanno dimostrando che quello è un percorso percorribile, non è più solo il documentario sulla gazzella e il leone, ma ci può anche essere qualcosa di più terreno, insomma, per tutti, più pop. Io dico no, nel senso non penso che arriverà mai il momento in cui la Slim Dogs, in quanto Slim Dogs, farà il film della Slim Dogs, perché io ho vissuto un po' la stessa esperienza di Matteo, mi è bastato un solo set per capirlo, non ho dovuto farne più di uno, nel senso facendo Dylan Dog ho capito che il set non è un ambiente che mi piace vivere, perché si creano tutta una serie di rapporti molto stretti in pochissimo tempo che però poi finito il set spariscono. Siccome io personalmente poi sento che la relazione umana sul lavoro è fondamentale per riuscire a viverlo senza doversi poi impiccare ai tubi dell'acqua, e allora ho capito proprio che non era stata per me. E poi anche perché io comunque, avendo studiato economia e avendo capito che il marketing mi appassionava, o comunque la comunicazione in sé, sento più vicina a me appunto la creatività per i brand, la creatività che poi è finalizzata comunque alla comunicazione di un concept di prodotto, magari, rispetto alla comunicazione artistica fine a se stessa, che poi non è mai fine a se stessa, però è diversa e sicuramente serve un tipo di approccio di un altro tipo che a me personalmente non interessa in questo caso, e sento che ormai, poi magari Matteo mi potrà contraddire, però c'è anche un momento per fare le cose. Secondo me, se per tanto tempo hai deciso di percorrere una strada, io non credo nel concetto di puoi sempre fare tutto in ogni momento. Questo secondo me è una cazzata, nel senso che se poi tu vuoi fare i film al cinema devi seguire un percorso perché poi ti possa portare a fare i film al cinema. Se non lo segui, arrivi a 30 anni che hai fatto tutt'altro. Ovviamente ci sono le eccezioni pazzesche per cui poi a 50 anni diventi il miglior regista mai esistito al mondo, però le eccezioni si chiamano eccezioni perché sono proprio eccezioni. Io so per esempio di non essere un direttore della fotografia che può fare cinema con l'esperienza che ho accumulato fino adesso, perché quello è proprio un mondo a sé, cioè per diventare direttore della fotografia del cinema devi fare per forza tutta una serie di step che riguardano il set cinematografico, quindi anche solo parlando di tipi di attrezzature che utilizzi, il cinema usa attrezzature grosse così, io utilizzo attrezzature piccoline, però magari io sono... Te l'hanno fatte. Dico, anche se le proposte te l'hanno fatte. No, certo, io ho ricevuto delle proposte, soprattutto i primi anni, quindi dopo che avevo fatto robe di stampo fiction, come poteva essere Freaks o Dylan Dog o robe simili, mi hanno proposto di partecipare a film indipendenti, qualcosa l'ho pure fatto, però sono cose che poi alla fine ho capito che non erano roba mia. E questo è. Invece ho capito che roba vostra, e questo lo noto in più di uno della Slim Dogs, la grande conoscenza tecnica degli strumenti, che si manifesta nei vlog e anche e soprattutto in recensioni all'improvviso. E saperle comunicare così è tanta roba. Quindi la domanda è: quante ore di studio, di conoscenza e di pratica servono per dire conosco la realtà commerciale tecnologica che c'è nel mio settore? Allora, qui rispondo io, perché io in realtà sono quello meno capace della Slim Dogs lato tecnico, e sento di poter dire che intanto, non avendo alcun tipo di nozione di questo genere, ma magari soltanto per osmosi qualcuna in più rispetto a una persona media possa averne acquisita. Tu ormai sei un esperto, Marco Cioni. Secondo me non c'è una possibilità cioè, è una cosa che fai e che hai se c'hai una passione legata a questo tipo di cose, nel senso che non esiste, secondo me, la persona che si mette là a studiare queste cose solo perché le deve studiare. Cioè, quello che ho visto io in questi anni, stando con Matteo, perché poi è lui il fissato, è che è come vedersi un cartone animato dei Simpson, cioè lui gli piace proprio, si mette là e si guarda le recensioni di 5 ore e mezza sulle 4 innovazioni del nuovo modello della Sony. Quindi secondo me è una cosa che uno c'ha dentro e che si porta avanti solo se gli piace e soltanto se c'ha una passione pregressa, che poi ovviamente deve poter sviluppare. Quello che però
non è scontato, e secondo me poi è la chiave che tu anche hai tirato fuori e che funziona tanto di quando facciamo le recensioni, è riuscire a comunicare queste cose anche per chi magari come me non ne capisce niente. Quindi spesso i commenti che noi vediamo sotto recensioni all'improvviso, che comunque sono indirizzati a un target molto più tecnico e quindi non ci aspettiamo che facciano numeri grossi come magari gli altri contenuti, io non ho capito niente di quello che hai detto potenzialmente o non mi interessava, però adesso ho quelle 2 o 3 nozioni in più e comunque l'ho comunicato in un modo così divertente, ironico e leggero che me lo guardo lo stesso. E secondo me questa è la chiave un po' fondamentale di come lavoriamo noi, perché poi di base su quelle recensioni io faccio da beta tester sostanzialmente, cioè Mauro e Matteo ci lavorano, me le girano. Proprio, Sì, in realtà tecnicamente Matteo è il king da questo punto di vista. Mauro è uno che sa adattarsi, è un po' un misto. Essendo regista, i registi devono conoscere un po' tutto, però poi diciamo che lasciare ai tecnici la parte veramente tecnica. Le mandano a me e se io gli dico guarda, ok, nel senso bello, anche se poi di base a me di questi argomenti non me ne frega niente, non me lo guarderei mai, però sono arrivato alla fine di questi 5-7 minuti Senza che... volermi togliere la vita. Esatto, non volevo spararmi nelle ginocchia e quindi vuol dire che funziona bravi. E questo si applica sempre, nel senso che poi secondo me questa è la chiave di averci teste diverse. Matteo che è molto tecnico, io che invece magari ho una sensibilità più ampia su quello che può essere considerato pop, Adriano che è molto quadrato perché è ingegnere, Giovanni che invece è più formato lato cinema, come Mauro, mettendo insieme tutta queste teste esce fuori sempre un contenuto che può essere una via per arrivare sempre dove poi vogliamo arrivare colpendo il target che ci serve. Lo colpite perché c'è anche a fianco, un minuto prima c'è la descrizione degli ISO della macchina, eccetera, 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 e un secondo dopo dice facciamo vedere un test su come funziona la stabilizzazione facendo correre coltello con i suoi capelli. Allora la cosa a quel punto funziona e come? Quindi con un linguaggio tecnico, come uno si aspetta, davanti al quale si toglie il cappello perché capisce la professionalità di chi parla, però poi c'è una spendibilità leggera e capace di raggiungere più veramente tutti. E credo che un altro punto vostro di unione che mette insieme il lato cinema e il lato stare a contatto col pubblico è Scene Brutte. Aspetta, io volevo dire un trick che può essere comodo secondo me per gli appassionati del settore, quello che un tempo era comprarsi ogni mese la rivista tipo tutto digitale per leggere le novità, secondo me adesso è Instagram, cioè io almeno faccio così, io seguo su Instagram tutti i brand delle cose che mi possono interessare di tecnologia e i vari brand hanno imparato a utilizzare Instagram per lanciare tutte le novità. Quindi se uno su Instagram segue tutti i vari Canon, Sony, Nikon, GoPro e chi più ne ha più ne metta, inevitabilmente ogni volta che esce un nuovo prodotto ti uscirà sul tuo feed di Instagram. Quindi questo era giusto per dire così. Ok, e questa è una grande cosa perché uno con niente resta aggiornato su tutto Sì. praticamente. Sì. Veramente una volta c'erano recensioni, riviste, tutto questo poi ovviamente sta andando, non dico a fallire, ma a trasformarsi, perché ovviamente il nuovo imprenditore adesso non apre una nuova rivista se gli articoli durano poco, ok? Cioè hanno un mese dopo il prodotto è superato magari, ma apre il canale Instagram o il quale aggiorna, eccetera, eccetera. Cioè Instagram è più un primo gancio secondo me per dire oh, è uscita questa nuova cosa, fai tu. E poi se è un prodotto che mi interessa io sicuramente me lo vado a cercare e mi trovo poi gli articoli scritti o quelle che descriveva Marco come recensioni infernali che durano ore ed ore con questi tizi che fanno adesso guardiamo la vitarella. No, e vabbè. E anche questo voi l'avete saputo trasformare in ironia con Rocco Buongiorno. Anche l'apporto feticistico che c'è nell'unboxing delle cose, la carta, la bolla, trasformare anche questo in ironia all'interno di una recensione che però ha tutto quello che serve per sapere se io, che sono un perfetto sconosciuto di queste cose tecniche, voglio comprarmi o no una macchina per cominciare o per proseguire un lavoro, me la compro fidandomi della vostra recensione, senza guardare. Secondo me deriva tutto da essere utenti, cioè nel senso ci è venuto in mente di prendere per il culo quel tipo di unboxing feticisti sulla bollicina, il mille bolle, queste cose, perché per primo io per esempio mi vedo quelle recensioni ridendone, cioè non lo vedo per il gusto di vederle, perché non riesco a capire quale sia il senso di
contare i manuali di istruzione. E stessa cosa, vedendomi io le recensioni noiose per chiunque, tranne che per me e per pochi problematici, magari capisco qual è la parte noiosa e cerchiamo poi di annullarla facendo caciara. E secondo me nasce anche dal fatto che sì, siamo utenti, però abbiamo anche la questione workshop, nel senso tenendo dei workshop, essendo dei trainer da questo punto di vista, abbiamo anche la capacità di capire cosa subito bisogna, diciamo, comunicare a chi sta guardando, perché noi quando abbiamo deciso di aprire la Factory, diciamo che quindi è questo lato di workshop che la Slim Dogs porta avanti, adesso con il Covid è un po' più complesso farlo dal vivo, però lo facciamo digitalmente, magari con le one-to-one, con le lezioni private. E lì ci siamo detti, cioè lì capiamo, quando siamo partiti con la Factory ci siamo detti, ok, non vogliamo una scuola, non vogliamo tanta teoria, vogliamo semplicemente dare la possibilità a chi vuole approcciarsi al mondo del videomaking in 2 giorni di avere tutte le nozioni pratiche per poter riuscire a portarsi a casa quello che gli è utile per cominciare. Il motivo per cui poi il corso si chiama Da Zero a Videomaker, perché in 2 giorni chi lavora sul set come Matteo e sulle produzioni appunto un po' più smart ti dà la possibilità di capire non soltanto gli strumenti, ma anche le modalità con cui approcciarti al lavoro ed arrivare poi ad avere un prodotto finito che tu lo guardi e dici ok, è una roba che potenzialmente se ne faccio un altro e faccio un po' di esperienza posso cominciare a lavorarci. Però questo apporto alle vostre lezioni, ai vostri workshop, ci porta alla questione creazione del lavoro, che con Benedetta siete riusciti a trasformare in realtà, perché avete di fatto assunto una persona, anzi adesso se non mi sbaglio c'è Michele sui social, se non mi sbaglio. Guarda, allora, diciamo che ad oggi il gruppo, allora facciamo un minimo di storia. Il gruppo storico, quello dei fondatori, sono 4. Io, Matteo, Adriano e Giovanni. Io lato lato marketing e comunicazione. Matteo è caporeparto videomaking, Giovanni caporeparto editing e post-produzione e Adriano è il producer e lato amministrazione. Ok. Ad oggi questo gruppo si è evoluto perché si sono inseriti Benedetta, che diciamo si muove nell'area di influenza di Adriano, quindi è un supporto su tutto ciò che riguarda l'amministrazione e la produzione. Poi sento di poter dire che ormai sono collaboratori fissi, Mauro, Giacomo e Gianni. Mauro è un regista interno che è coinvolto su tutti quei progetti che richiedono la necessità di avere una regia che parte anche dalla creatività del concept, e poi sul lato YouTube, su quello che è insomma la produzione dei contenuti per YouTube, però quello è abbastanza side. E Gianni che è un supporto autoriale, che quindi dà un supporto a me quando ci mettiamo a scrivere le creatività delle varie cose, e Giacomo invece che è un po' più il tecnico della comunicazione online, cioè quando si tratta di occuparsi di impostare campagna TV, oppure semplicemente si occupa di tutto ciò che è il progetto editoriale Slim Dogs, quindi tutto ciò che è pubblicazioni di Slim Dogs per Slim Dogs. Quindi Twitch, quindi YouTube, quindi Facebook, quindi Instagram, nostri personali aziendali. Lui ha in mano un po' tutta la direzione di questa roba qui, perché ovviamente è fondamentale anche che noi stessi ci comunichiamo sul web per poi arrivare ai clienti. Allora deve essere già una panoramica, così è tutto più chiaro. Sì, è molto, adesso è chiarissimo, anzi grazie mille. La cosa importante è che voi, Benedetta, sia arrivata a voi attraverso uno stage della Regione Lazio, se ricordo, promosso dalla Regione Lazio, ed è molto importante, comunicando la cosa a un pubblico, capire che un'azienda come la vostra, scusatemi, non è il paese dei balocchi, ma è una realtà che produce e offre lavoro poi. Questa è la cosa particolare, quindi riuscire ad entrare in un'azienda bella, giovane e fiorente all'interno di un paese in difficoltà oggettiva per il lavoro giovanile come l'Italia in questo momento, almeno per ampi compartimenti del lavoro, vuol dire tanto. E questo è un traino poi convincente per chi volesse provare a mettere su una cosa del genere come la Slim Dogs, o no? Sì, diciamo che secondo me il rischio che c'è, secondo me, che poi spesso con Matteo ne parliamo anche, è che tutti quanti, guardandoci come ci raccontiamo su YouTube, pensino che sia appunto tutto molto bello e tutto molto favolistico, quando poi in realtà
non è così, cioè nel senso io sento di poter dire che noi comunque sul panorama italiano siamo una realtà che non è comune, quantomeno. Non voglio dire che siamo unici perché non è così, ci sono tante altre realtà che fanno il loro senza, diciamo, raccontarsi sul web e magari lo fanno anche meglio di noi, però comunque si tratta di realtà che non sono tante in Italia e secondo me oggi riuscire ad arrivare a poter assumere o comunque collaborare in maniera stabile con altre persone, soprattutto in questo momento, è complesso e non voglio far credere alle persone che sia facile ad arrivare dove siamo Infatti arrivati vorrei solo noi. aggiungere che il fatto di assumere una persona è quel passo infernale che sicuramente non si viene aiutati dal meccanismo che c'è alla base, anche solo a capire come funziona, eh. Cioè, nel senso, il consiglio del commercialista di prima che diceva Marco ha molto senso. Non è facile capire come ti devi muovere, ma dalle cose più stupide, tipo la sicurezza sul lavoro, che poi non è per niente stupida, però è una roba che quando tu apri una società non ti arriva a casa un manuale diviso a capitoli che ti dice, ecco, questo è il capitolo su come si assume qualcuno, questo è come devi mettere in sicurezza i tuoi Anche se collaboratori. quando sarò ministro dell'economia è la prima cosa che introdurrò, penso. Ovviamente. Ah, non lo sapevo, poi diventi ministro dell'economia, hai scelto Vabbè, non questo si sa percorso. mai. Ah, ci Mattarella sta. ce l'abbiamo il contatto, quindi può No, ma essere. è vero. Ma l'hai detto coltello nell'elenco delle persone? Non ho detto coltello, perdonami. Cioè, Ah, coltello sì, perché diciamo che poi io questo parlavo lato azienda, poi c'è tutto il lato che è vlog di Matteo, che è una squadra proprio a parte a sé, e siamo sostanzialmente Matteo che ovviamente la faccia, io che gli do una mano lato autoriale e Matteo Contessi, detto coltello, che è diciamo Finalmente ha un colui che si nome, occupa. ha un nome di battesimo, perché per me era solo coltello. Matteo Contessi, detto coltello, che si occupa di tutto il montaggio dei vlog di Matteo. Ovviamente supportato da Matteo, però posso dire che ad oggi ormai la mente sì. di editing è sua. Dunque, il collegamento è lavoro, creare lavoro, sapere come creare lavoro, il vostro rapporto appunto con il meridione. Beh, io posso dirti intanto il mio rapporto con la città di Napoli, che è la città che sceglierei se a un certo punto arrivasse una cosa che mi dice non puoi più vivere a Roma, scegli un'altra città italiana. Io sceglierei Napoli, che ha qualcosa, e non lo sto dicendo perché adesso parlo con te, perché l'ho già detto tante altre volte in tanti altri contesti, c'è qualcosa a Napoli di magico quando giro tra i vicoletti, quando la guardi dall'alto, dal Vomero e osservi e dici Dio mio, ma che cos'è? Io abito là, quindi mi rendo conto della Ah, vita. mannaggia, guarda. Quindi io vivendo tantissimo di emozioni proprio estetiche, cioè io anche per Roma ovviamente quando vado in giro sto male, divento turista subito perché Infatti ho faccio... dedicato tutta la mia tesi di laurea magistrale a Roma, quindi Ecco, capisco perfetta, mi sento romano d'adozione, ci ho vissuto pure, esatto. quindi è nel cuore per sempre. E quindi c'è qualcosa dal punto di vista proprio estetico della cornice di Napoli che mi fa dire wow ogni volta che mi ci faccio una passeggiata. Quindi credo che intanto questa prima connessione personale ci sia assolutamente fortissima. E poi ti posso dire, l'altra roba figa è che i set più fighi, più efficienti su cui ho lavorato sono set napoletani. Cioè io le volte in cui ho lavorato con dei collaboratori napoletani stavo in fissa perché sono delle macchine da guerra. Io non so che ve magna, forse è il caffè, forse è qualcosa che nella pizza, andiamo così per stereotipi, ma è pazzesco, sono bravissimi e è difficile trovare roba del genere in giro, quindi bravi i E la napoletani. realtà vera è che è molto dura e quindi veramente only the braves, veramente solo se Sì. accetti di farti un culo tanto e sai che sei sempre seduto sul rischio, riesci a tirare fuori il meglio. Posso dire che secondo me un elemento che abbiamo in comune noi romani e i napoletani è la fortuna di poter uscire di casa con la macchina fotografica, bendarsi, fare delle foto a caso e quelle foto saranno fiche. Cioè nel senso è talmente bello che questa roba spesso noi ce la dimentichiamo perché uno si sveglia la mattina, te magari ti affacci dal Vomero, vedi Napoli e fai bello, però non è ah, è semplicemente bello, fine della storia. Invece ogni tanto è importante, secondo me, fare quel verso di stupore e fare finta di essere un po' turisti e provare a comunicare questa cosa. Perché, per esempio, nei vlog a me ogni tanto succede di prendere la macchina, magari sto facendo una riunione.
Capito? È un attimo che arriva al Cinemello. Sto facendo una riunione a Castel Sant'Angelo come zona, che per me è se penso riunione a Castel Sant'Angelo penso vaffanculo non troverò mai parcheggio. Invece la cosa figa può essere ok, non troverò parcheggio, però poi una volta che ho finito la riunione mi faccio 2 passi e sto a Castel Sant'Angelo, cioè la gente prende aerei da tutto il mondo per vedere Castel Sant'Angelo e io sto qua. Quindi ricordiamocelo. Quindi Poi Noi di secondo me Roma. noi con il Meridione condividiamo l'approccio alla vita, cioè nel senso quando lavoriamo noi crediamo molto nel fatto che uno sì, ok, stai lavorando, però poi sul set è fondamentale, ma proprio per una questione di business, cioè per il fatto di poi farti tornare il cliente a lavorare un'altra volta con te, di creare un'atmosfera che sia positiva, che sia leggera, perché Matteo poi me lo conferma perché è stato su più set di me, è un attimo che il set diventa l'inferno e il posto più brutto in cui puoi stare. Invece noi crediamo molto in creare questa atmosfera in cui tutti quanti comunque, per quanto stiano lavorando, sanno che sono autorizzati a divertirsi. E sento di poter dire che questo è un approccio che è proprietario più del centro-sud che del nord. Non me ne vorranno quelli Attenzione, del nord, ma dissing a Milano, lo sento, lo sento. tendenzialmente io, per esempio, quello che dico sempre è che per quanto a me Milano piaccia dal punto di vista della funzionalità, perché è pazzesca, funziona tutto, non ci andrei mai a vivere perché so che andando a vivere a Milano entrerei nella loro mentalità del lavoro che è simile robotica, nel È senso quando molto tu vedi... Manhattan se vuoi fare proprio. Esatto. Quando tu entri nella metro di Milano e vedi la gente che viaggia a 500 km orari e neanche ti dà il tempo di infilare il biglietto nella vidimatrice perché sennò perdono tempo, ecco, quello è il tipo di approccio che so che mi ingloberebbe e ucciderebbe. Invece ho bisogno dell'approccio un po' tipo sì, stiamo lavorando, però c'è anche la vita oltre a quel tipo di roba là. Questo è estremamente importante, no? Perché sembra quasi che dall'immagine che voi date di mobilità di continuo, Matteo che va in Africa, set girati in tutta Italia, eccetera, eccetera, ci sia questa grande voglia o almeno disponibilità ad omologarsi a questo modo di fare efficientista 100 su 100 e basta. E invece poi a discapito della vita è importante mantenere questo livello di piacevolezza del lavoro e piacevolezza del sentimento della vita. Volevo chiedervi in particolare, menzionereste una qualche produzione, una qualche esperienza lavorativa o personale con Napoli e col Meridione? Io ti posso dire che noi collaboriamo attivamente con il Napoli Calcio, quindi No, non lo sapevo proprio. lavoriamo con loro spesso su delle produzioni e quindi diciamo che tendenzialmente ad oggi se mi dici Napoli a me viene in mente quello. Io forse ti cito proprio i nostri cugini del Jackal, se vuoi anche un mio parere su produzioni napoletane, perché con loro ovviamente c'è da sempre questo rapporto di amicizia prima che lavorativo. Come è nato? E è nato per il semplice fatto che quando sei in una landa desolata e ti trovi in 5 persone, inevitabilmente ti parli. Questo era YouTube del 2007-8. Ok. E quindi, cioè, appena abbiamo fatto dei video che da un lato e dall'altro facevano dei numeri, è successo o di incontrarci a eventi legati a YouTube, oppure proprio... Noi poi è assurdo perché in realtà abbiamo una connessione molto vicina a una scuola di cinema di cui conosciamo persone che ci lavorano e c'è uno dei docenti che era tipo il professore di uno dei The Jackal, o di alcuni dei The Jackal alle medie, quindi capito queste connessioni che dici Madonna santa, però l'abbiamo scoperto dopo, quindi in realtà ecco ci siamo conosciuti fisicamente e poi trovandoci molto allineati come stile proprio di vita, di ragionamento, ogni volta che lavoriamo insieme è bellissimo, quindi ecco questo per me è il pensiero su produzioni napoletane. Ma a noi è successo varie volte di confezionare dei workshop proprio per delle realtà, per dire, no, nel senso io non giro quasi mai con il cellulare, cioè il video, non uso mai quasi mai il telefono come macchina da presa, però c'è successo per una realtà giornalistica di confezionare un workshop su come girare e post-produrre rapidamente solo usando lo smartphone. Okay. E quindi si parlava un po' di linguaggio, un pochino di quali possono essere gli accessori da abbinare al telefono per renderlo una macchina da presa. Abbiamo chiamato una persona che fa proprio questo tutta la vita, cioè che conosce tutti i software possibili e immaginabili per montare dal telefono, quindi sì, questa cosa può succedere, assolutamente. Quindi comunque è una cosa che avete fatto e che pensereste di poter rifare, naturalmente a
a pandemia finita. Certo, esatto, appena finisce questa follia totale, certo, volentieri. È terribile proprio. Ok, questo è molto Mannaggia. importante perché aggiunge un'ulteriore connessione sperimentabile poi a Napoli per entrare in contatto fisicamente con la Sì. Slim Dogs e capire come questo giro, almeno questa idea può andare avanti, può essere in qualche modo ingrandita, aumentata, emulata, perché no? Va bene, Sì. ok. Matteo, io Dai. non ti tengo più, mi ha fatto gigantesco piacere conoscerti. Dai, grazie. Sarebbe davvero piacere in qualsiasi